Buongiorno, mi chiamo Bertilla Prevedelle, sono la fondatrice delle Lady Chef Friuli e presento il mio piatto petto d'oca saltato in padella con pere Kaiser. Allora, iniziamo dall'ingrediente principale che è il petto d'oca, la senape, il sale, lo zucchero di canna, il limone, la pera, la cannella e l'anice stellata e il vino. Iniziamo la preparazione del petto prendendo mezzo cucchiaio di senape e mettendola nel piatto. Prendiamo il petto, lo passiamo, facciamo una macinata di pepe, un pizzico di sale, pochissimo, il succo di limone e questo verrebbe lasciato a macerare per un 10 minuti al fresco. Dopo la macerazione del petto lo prendiamo e lo mettiamo dalla parte della pelle nella padella antiaderente bella calda. Lo lasciamo arrosolare per un 7-8 minuti da un lato e un 10 minuti dall'altro lato. Dopo 10 minuti il petto è pronto. Abbiamo il procedimento della pera. È una pera Kaiser, viene tolto il torsolo internamente, viene sbucciata, viene pareggiato il dietro perché rimanga in piedi, viene messo nella pentola con del vino rosso, 2 cucchiai di zucchero di canna, l'anice stellata, un pezzetto di cannella e la buccia del limone. A questo punto la pera deve bollire per 15-20 minuti a pentola col coperchio. Dopo 20 minuti togliamo la pera dal fuoco, la mettiamo nel tagliere, la tagliamo a metà, facciamo un ventaglio con la pera, la disponiamo nel piatto a ventaglio. A questo punto c'è il petto, viene tagliato, anche questo lo disponiamo un po' a raggiro, mettendo in evidenza la pelle del petto. Mettiamo dell'anice stellata per la guarnizione, un rametto di rosmarino. Il vino rimasto nella pentola si fa una riduzione, lo mettiamo sopra la pera. A questo punto è da condire il petto, mettiamo un goccio d'olio, una macinatina di pepe e del limone. Abbiamo a questo punto il piatto è pronto da servire. Allora, a questo punto il piatto è pronto da servire. L'oca è un piatto tradizionale da tantissimi anni e lo possiamo abbinare con un buon bicchiere di vino Merlot.